Allora, questo evento, un progetto di vita, che cosa può voler significare al giorno d'oggi? Ma al giorno d'oggi può significare che comunque, nonostante una disabilità, si può vivere una vita assolutamente normale, e grazie anche allo sport, e grazie ai partner che permettono di far sì che le persone con disabilità, ragazze e ragazzi, sia essa traumatica o congenita, comunque possano avvicinarsi a una pratica sportiva, riprendere un po' in mano la propria vita e avere una possibilità, un'opportunità anche grazie e soprattutto allo sport paralimpico. In tal senso, quale ruolo possono giocare i giovani a cui questo evento, questo convegno di oggi è stato aperto? Ma un ruolo sicuramente fondamentale, perché comunque lo sport paralimpico non è esclusivo per le persone con disabilità, anzi richiede la presenza e l'impegno anche di persone che una disabilità non ce l'hanno e che comunque si vogliono avvicinare a questo mondo, ad esempio diventando dei tecnici o comunque diventando anche ad esempio degli arbitri, insomma delle figure che comunque o semplicemente figure che possono essere a supporto degli atleti nella preparazione prima di una competizione, di una gara, e quindi possono, o anche a livello dirigenziale, insomma, in tutte quelle che sono le varie sfaccettature dello sport che non è solo ed esclusivamente la prestazione sportiva dell'atleta con disabilità. Nel corso del suo intervento nel convegno qui di Scena a Forte Marghera, dove ha voluto porre maggiormente l'accento e per quali motivi? Sicuramente a noi come comitato, come ha detto il presidente Davide Giorgi, abbiamo tantissimo lavoro da fare, perché le persone con disabilità in Veneto che fanno sport sono meno del 10%, e quindi sicuramente l'accento va posto su interventi che siano finalizzati all'aumento, all'implementazione di questo numero, che va sicuramente aumentato, perché la possibilità che regala lo sport è una possibilità sicuramente importante, quella di riprendere in mano la propria vita e poi di ambire a competizioni nazionali e internazionali di assoluta importanza, insomma. Quali sono a suo avviso gli ostacoli, chiamiamoli culturali, che sono tuttora presenti e che sono da rimuovere per far sì che appunto più persone con disabilità possano avvicinarsi e praticare uno sport, una disciplina sportiva determinata? Ma ostacoli culturali ce ne sono sicuramente tanti. Noi cerchiamo anche se va detto che comunque soprattutto dopo Londra 2012 c'è stato un passaggio proprio anche a livello mediatico, se vogliamo anche un po' destigmatizzazione di quello che era lo sport visto prima come magari quello poverini, tanto per fare un po' di attività durante la settimana. Londra ha dato un po' questo passaggio, diciamo, epocale nel vedere proprio lo sport paralimpico come sport a 360 gradi. Però c'è sicuramente tanto ancora da fare, e quello che facciamo noi come comitato è partire dalle scuole primarie e secondarie, ma anche con università, per diffondere e far capire che comunque le persone con disabilità possono vivere una vita assolutamente normale, fanno parte della società, possono essere una risorsa e non un peso per la società, e che una di quelle cose che le valorizza sicuramente di più è lo sport paralimpico. A proposito di Olimpiadi, tra poco, tra qualche mese, si svolgeranno appunto le Olimpiadi di Milano Cortina. In tal senso, il fatto che il Veneto sia coinvolto in questo importantissimo evento, quale valore in più può dare alle vostre attività? Ma può dare un valore aggiunto assolutamente molto importante, perché diciamo avere accanto alla promozione della nostra attività la possibilità di affiancare un evento così importante come quello delle Paralimpiadi dà sicuramente un valore aggiunto a tutto quello che facciamo, tenendo ben presente che quando si parla di Paralimpiadi si parla per circa il 70%, 75% di Veneto, perché la maggior parte delle competizioni paralimpiche saranno fatte qui nella nostra regione, e quindi ecco che affiancare agli eventi che facciamo di promozione di questa famosa cultura paralimpica l'evento delle Paralimpiadi di Milano Cortina dà un valore aggiunto sicuramente molto importante.
Voi come CIP, Comitato Italiano Paralimpico Veneto, vi siete dati degli obiettivi a breve e lungo termine per realizzare appunto questi vostri progetti, rivolti al fatto che, come sia stato detto prima, ci siano sempre più le persone con disabilità che si avvicinino a una pratica sportiva? Sì, allora gli obiettivi ci sono sicuramente obiettivi sia a breve che a lungo termine. Diciamo che a lungo termine è quello di aumentare la percentuale delle persone che hanno disabilità che fanno sport, perché è ancora veramente molto bassa, siamo a meno del 10%, quindi questo è proprio l'obiettivo primario. Nel breve termine quello che si può fare sono azioni concrete che sono volte, diciamo, a raggiungere questo obiettivo a lungo termine. Quindi cosa fare? Andare a fare promozione nelle scuole, nelle università, come dicevo prima, cercando ragazzi e ragazze che hanno con una disabilità, e cercare attraverso i nostri delegati provinciali, attraverso la giunta, il consiglio che lavora, di far capire a queste persone che comunque lo sport è un'opportunità ed è un'opportunità che va colta.